Ti volevo ringraziare per la protezione a San Celeste. Spero che non terrete A problemi. te, Caruso. Ti va cercando Luca, è fuori di stadio. Riccica, stai venendo. Perché non ci manda un pezzino? Sei curiosa assai, Enzo. Se vuoi parlare ancora, incontriamoci in giardino. Non ti scantare. A nudo Ciurico. Ripigliati, Samuele. Tuo padre pensava che ti poteva piacere. Già dirò, signor Trapani, che suo figlio E chi è? Ma la tua interessa. rottura di cogliona, sì. A me mi pare che a fine giornata che a me è buono. Come ti pare? Quando te ne vai al bar. So che Gaspere quanto ce ne avessero chiesto. Meglio a controllare a tutte le parti. Mi stava domandando se sapevi leggere. E ci provaste voi stesso? Certo che sì. Perché mi scriveste voi? Perché venisti, Enzo? Vi volevo domandare scusa. Per lasciare. Non aveva a succedere. Ma tu stai bene? Sì, signora. È solo che Che successe? non è una cosa saggia. Vi rirenna così. Sapete, i gente parlano. E che potessero rere. Che è travagliare e basta. Lo sapete, qua è vostro padre. E tu così, Enzo? È padrone magari dato vita a me padre? Mi dispiace. Io... Oh. E tu che fai qua? A Luca ci cava. E o stavi rienno? Se se carta non tappa il tene, potesse essere l'ultima cosa che fai, eh? O capissi? Vostro padre vi stava cercando. E non siete una veggiana che campa su te i ponti. Mettetevi i Skype.
No, chi da con pelo rosso, chi da con due belle minne. Romina, so padre avvocato, eh. Lo capivo. Ma che concia la legge ficcare? No, ma chi da spia a te? Appena ti sente parlare, chi da se ne fuori? Minchione. Oh, o meglio fantini di tutta la Sicilia. Ma chi sei chi che aspettavamo? E da maci ce la facciamo chi spalagnai da ora. Oh, per caffenza stai bene un rattozzio, la famiglia e magari tuo culo. Suo maratore canciare aria. Se giù ci piace. Non ne venne statendo. Non tu risi ci offre protezione a gente rubo questo. Di tante cose, e magari ramara su te. Sta protezione costa, manca a dirlo. Perciò stiamo a riscuotere. E io che avessi a fare? Certe volte ci sono clienti non troppo ben disposti e noi dobbiamo Darci una lezione. a riguardarci i loro debiti. E una pari mani su vecchio ripescano meglio a memoria. Non ti dare pena. Rappa è buono lo occhi e ascolta. E poi chi c'hai? Ha avuto che fare? Muovete, cosa è inutile. Ma sentilo sto cazzaro, aspetta ordine. Amone. C'è nata a mangiare non ha pochi cristiani. Tutte in valle. Minchia, una sfacchinata. Sempre che tu cavaduzzo sa sera. Tu state tranquillo. Sa fera. E fai spesso il suo tempo di visita. Spesso no. Ma ogni tanto donna vuole che ne fammi a bere il suo cliente. Tutti i minchia di semane. Buono. Se vi serve un aiuto per ciò che è, vai a camuricete. Lo sentisti, Cesare? Io sì che sapeva come travagliare. Ci sai se mai mano a qualcuno, Caruso? A essere difficile, da perdere. Ma speroglio. Cappora però non te la bere solo chi non le restanti. Sicuro che t'ha russisso. Ah, finisci di fare lo spietto, Cesare. Un nepettia. Una esperienza. Chi so travagli uomini? Ah, sì? E allora che minchia ci fai, tocca? Di cui proteggete i cristiani? Perché vi pagano? Ci sono ladroni briganti in tutta la valle. Si pigliano con quel che è. E i carabinieri, i birri, se ne fottono. Chi de so pure peggio dei briganti. La vita è difficile qua, Enzo. I cristiani domandano aiuto alle donne quando hanno bisogno. E in cambio, ti piglia una piccola percentuale. Ma dai stata, diciamo. Una dai stata qua, una da, solo chi? Che avanti andiamo a filmare un attimo. Avevamo anche uno che coglia leve. Non so prima riscossione. Giusto. Ma ne avessimo a spicciare magari subito. O vedere affetta una terra di Don Turrese. Se può sconsacchi i piccioli e paga sempre puntuale. Alia e insegna. Qua siamo. Poi sapeccio a te. Ah, signor Trap, che piacere. Salutiamo. Per carità, ci penso io, cavalli. Mio padre è in Obaglio. Grazie. Oh, Michael! Ti stai cercando un signor Trapani! Minchia, manco si stava aspettando che ve ne vorrei. Statta moto. Sui cabellotti rodoni. Finisteranno buone. Se tranquillità dovesse appare l'oro. Gianluca! Che piacere vedervi! Marco, tutto a posto? Sogno vecchio chi non ero l'ora. E a mio figlio ci piace più vivere che travagliare. Ma alla fine non ne potremo lamentare. Però l'affare a ragionare. Non è che tu potrà travagliare a così assai. L'olore a paite l'affare come vanno? La live maturano e facciamo piccioli. A sto proposito, Ci sono problemi? cosa vi sa rischiare? Questa è terra rodon. Buono, stanno a trovarmi. E certo. E portateci i miei ossequi a Don Torrisi. Cacietto. Cesare, Enzo. Amoni. Abbiamo avuto travaglio.
Come riuscissi tu? Facile. Ma ecco, pago donno può terreno un sacco di anni. Noi c'eravamo protezione, la sua famiglia e tutto cosa. Cioè, poi dopo potremmo stare tranquilli. Ti rispettano. Chi c'è già, Siddu? Un rispetto è per la donna. Si fanno piccole nella sua terra. Lo sanno come ci paghiamo. Pagano per avere un servizio. Ecco regale se tranquillano. Ma stavo pensando, non è meglio irci con la macchina a fare riscossione? Secondo me i cavalli sono buoni. Minchia, faremo molti di fame. La macchina ne fa parecchio serie. Cristiani roncetto livello. Tu vuoi dire che la macchina è una strisciate? Vedi quanto pare sera quando ti picchiano dentro un fosso. Lo sai qual è il tuo problema? Sei troppo negativo. Io se visiti finisse a metà del tempo e tu potessi tornare a casa per cuiccare con Valentina. Non si tratta di essere veloci, Cesare. Un anno a birere. Allora, la prossima un po' dire. Piantano le meune. E per un pezzo che ne pagano. Oh, magari ne divertiamo un antichio. State ma a sentire. Tutto roe. Non avessimo avere problemi. Parevano preoccupati. E chi sanno che siamo qua? Quando travagliamo, i cristiani si potano lavorare, lo sanno che è meglio peti. Poi sei qua, Allora già siamo. a così pare, Caruso. Prima tu. Aspetta un minuto. Sto vedendo qua. Avevo un figlio. Non ci piace calare con il avanzato, è piccirino, ma uno capava sempre. Perciò me ne fotto la sto fare. Un'altra volta. E allora? Come a fare? La stiamoci a fare rispetto in faccia a suo figlio. E dopo ci rinfreschiamo la memoria sui suoi doveri. La tua è scarica. State molto mentre caparra. E dopo? Ce la fa a bere. Buona così. Poi siamo nenne. Signora Affini. Signor Trapani, ma che piacevole sorpresa! Amone, con una sorpresa sappiamo tutte roe. Ma secondo me può diventare piacevole. Che sta succedendo, papà? Zitto te, stai un nato un mese per niente, Don Torrese, ma facetemi piacere, pigliatevi pure tutta la frutta che volete, che mi rispetta. Ti ringrazio. Ma hanno tutte cose direttamente alla tenuta. Ma sogno capire i piccioli che hanno a dare. Non è la prima volta. E lo sa che la donna travaglia sempre per te. Come già vi dissi l'altra volta, a me non mi serve la protezione. I tragedi arrivano quando non l'aspettamo. Non si sa mai. Io ti consiglio di pagare. Troppo gentile, ma ci volessi pensare io, è questione mia. Buono. Allora per adesso ne mano come compare qua. Enzo! Vero mi volete sparare? Per 50 lire? Speriamo con Abe. Pensate, non so costate per fare! Paghi e basta, papà. A tuo figlio. Se proprio l'avete a puntare, puntatela con C mia! Inchia l'eroe. Pagate non so che avete a pare e ne andiamo tranquille. O capì. I piccioli sono regio. Datemi un minuto che vi piglio. Non ti preoccupare. I piglia Enzo. Buono, come volete voi. Caccia una casciaforte. Amone, grapela. E come fare? La combinazione. Qual è? Un assaggio, un marraguardo. Bottare salattea. Chi t'ha a fare per fatti la ricogliere? Niente. Ha scherzo su un pezzino.
La combinazione deve essere scritta in qualche banna, Enzo. Tale è buono. Mi sta succedendo? La trovavo. Ah, ora c'ha ragione. Amone, rapala. Ma poi a chi ti sei bella cassaforte? E minchiaccetta lì. Cosa? Ti pare che sta babbiando? Non te stava italiano. E io sto italiano a te. Oh, zittete, tutto rove. Mi state facendo scoppiare un cervello. Oh, i picciole l'aio. Ne piaceo? Assai. E i piccoli vi pigliastavo. Ora ti venne. È sempre un piacere, come al solito. E grazie ancora per la frutta. Ma raccomando, non va affocate. Lo saccio, non so come volere. Pigliamo i piccioli o no? Non ci sparai a nodo. Sta vuota. Sta a controllare. Quando io ci metto pressione Cristiano, saccio non so cui sta facendo. Tu non hai ragione, che è un'altra cosa. Babbo, come riesci tu? Allora, Caruso, ti sta mancando la vita una perrera. Ma che minchia è domanda è? Se tu ci avessi passato pure solo una innata, non me l'avessi addomannato. Minchia che sei drammatico. Cafforo non è più tanto meglio. Cesare, finiscelo. La prossima fermata è a cava. Il proprietario ha domandato piccolo donna per fare la sorte vetata. Non fece sapere il tuo niente. Allora, andiamo a fare come prima. Aspettiamo e vediamo. Il proprietario è uno che paga puntuale. Caso successe qualche cosa. Ma chi da chi capito rosso? Gabriella, no? No, botta di sale. Arreda questa storia. Oh, prima di trovarmi una mogliere, va a fare pratica, no? E tu che mi conti, compà? Picchia ogni tanto. No. Sentivo che ho poi il scannero per la mastico di Isabella c'aveva una suoro. Tu sei bravo prima, lo puoi dire, Enzo. Adesso travaglio c'è quando pizza la mano e fanno stare se buono. Dici che avessimo potuto foizzarla? Un tocco è pigliare un mele senza spaccare ce l'hai vero. La violenza è l'ultima cosa. Dai, che minchia c'era difficile. C'è troppo lì, ci spacchi i cuori e ti pigli i piccioli. E chi so motivo picchiuzzo invece se non lo fanno uscire solo. Dai, che sono queste cose? Ma cavacchio io, signore. No, per noi no. Siamo con Don Torresi, levatele in mezzo. Ti basteggi una minchia stanno facendo. Un anno per ci spaccare un travaglio che fa. Troviamo il proprietario e vedremo che sta succedendo. Non c'è tutta giornata, potremmo aspettare. E avate. E parlare con tuo capo. Non ce ne so, capicca. Buono siamo. Che ne riesci di levare una minchia prima che t'appizzo un picco nati aissa? Fai con comodo. A così manco ne tocca sponnare la poeta. A domani c'è pure un sui piccioli nostri, a due spacennato. Signor Banaio, rapete. Come? Luca Trapane. A domani perdono per la confusione. Come potete vedere, la situazione ne scappò mano. Chi succede da fuori?
Mi pigliai i minatori colle e zolfo. Socialissima le rette. Non ci voleva credere, ma stanno scioperando. O sai come pensa Don Torrisi di sciopere? Che problemi ci sono? Mi sa da un affare. A me non mi pagarono e io un pozzo pagare a Ed. Che è il suo problema? Ci pensavano altri prima che si aggrava. Qua è che comanna. Non scappellare, Manuele. È dosso e parla assai. Lo conosce subito. Buono. Enzo, a monè. Giusto che minchia s'ammucciò come un caca sotto casa. E secondo io la carina non l'avessimo a spaccare ne a voce. Se tu coglione non ne esci i piccioli, a causa in tocco non se all'America lo faccio arrivare. E chi sto co è ora? Manuele, è giusto? Ne conosciamo? No, ma conosciuto padrone che amico come capo. Don Torrisi. Me ne compiaccio. Queste parte non si sciopera, Manuele. Tu e i tuoi compari avete a tornare a travagliare. State creando problemi per tutti, magari per l'affare. Non me ne fotto dell'affare. Non c'è bisogno che fa così. Tornate a travagliare. Perché? Ma se no che fai? Io niente, ma mi compare qualche cosa da fa. Da come ti piace a te. Che fa? Un parricchio, eh? Gran figlia bottana. Se va a spicciare ora come riesce, tutto picciotto starà buono. Buono. Non fate passare. Già avete tale area. Allora, Chi fa? Va a bloccare? tornate a travagliare. La tua specie di rivoluzione è finita. Paga a derute ste minchia con tu c'ha a dare e mandala a fanculo. Certamente. E portateci mio ossequio a Don Torrisi. Ne vedremo la prossima mesata. Minchia, sei buono con cotello, carotto. Allora non si così chittare. Era un parraparra. Se avesse avuto i coglioni, a sora si avesse pigliato i piccioli. De Pecciotti avevano ragione. Era giusto, palle. Che fosse giusto o sbagliato, i sindacati nei terri Don Torrisi non c'hanno a casa. Noi ste banne pensavano a queste cose. Scemoniti scansa fatiche. Se finissero di lagnare, se buscassero picciole buone. E tu che ne sai? Contra pagare ste mai nato, vita. Ma picchi ora chi sta facendo? A chi sto travaglio è? I sindacati ci hanno usato sempre a Colle Zolfo. E pure i proteasti quando era Nico. Non sei per niente. Non sei buono mai. Nell'anno 90, i fascisti celeani erano reneghe. O donne, Tino e io facciamo una cosa sola. Bloccare tutti i shop. Mi pare assurdo che sa a fare così. A così va un mondo. Manteniamo l'ordine per fare travagliare i cristiani. È giusto da così. Se tu dici tu. Lo vede da sotto, do faro. Stiamo arrivando a Poitta in mare. Lo conosco. È vicino al mare. La famiglia Galante travaglia da. Sto compare nostro. Galante? Come un tonno. Esatto, come autunno. Don Galante come una cosa. I dei mezzi si conoscono buono. Amici sì, hai buono.
So poi tu gestiscono i galanti. Sanno tutto chi do casa e tutto chi do cane esce. Le vecchie scendono le core di tutto il mondo e vanno ritte nei bar. E dei picciottori sopra. Madre mia! Ma non sa chi piccioli. E non se le danno in mano praticamente mai. Oh, vedi che chi sta amici nostri so, capisci? Tu stai muto che ti presento io. Leone, leone. Ma avete travagliato mai o ve ne state sempre assettati a giocare? Oh, un momento. Minchia! Non andiamoci rivedo. Buono parlo per me, eh. Chi sta Enzo? Un bravo picciotto. Ne sta aiutando, aspetto. Più esperto di che sto qua, spero. Come a fare? Forza, ce la siamo. Franco, amone per l'amici nostri. Ah, mi dispiace, ma è tanticchia troppo leggera. Problemi? Ultimamente con le guardie facciamo difficoltà. Ci sono troppi controlli, occhio non è che. Un nuovo capo portò i suoi uomini per darci una mano e i capimasci ci vanno le spade. Ma ricordarci come funzionano i cose. Esatto, bravo. Potremmo fare qualche cosa più buona? L'ammanco è dovuto a una spedizione che fu portata alla dogana prima che ci arrivassimo noi altri. Ci fu un cambio di personale. C'è un compratore. Buono. Ma c'è magari un piano? Secondo te? Guarda, con Leo. E senza fare buidello, capisci? E tu? Te ne stai a raspariti i coglioni? A ma parare a fare qua. Forza, amonin. Franco, ne rodavola. Manco ci avesse addomandato a ridimmi a scacciare a racina. Scopa. Amoni. Sei Enzo, giusto? Esatto. Piacere, Leo. Mi parlerò buono di te. Un depositore a dogana è da. Ti vitto paleo. T'asperocchi, bravo. Grazie. È Leo che t'avesse a dire grazie. Ti chiave scommesse. Non ci creva nudo che vinceva tu. Vero. E spenniamo a tutti. Ma quindi non so che c'è no carico. Whisky di qualità. Le nostre amici americane. Ma non vuoi delle picciole. E allora perché tu facessi sequestrare? Io pensavo che eri chi do spietto. Un nuovo capo della polizia si presentò a Scoppolone mentre scaricavamo. Minchiattasso. Ma non è pericoloso a rubare Chase Adesso poi non so manco più quante volte l'ha rubato. Ho depositato la dogana ci mandano i sbirri che manco si sanno a moglie di scala. Si attacca e sarà una passata. A posto, seguiamo il solito piano, Cesare. Io distraggo le guardie al cancello e voi scavalcato un muro sul retro. Ma chi stiamo cercando in preciso? Whisky. Casci whisky. Fate un segnale quando trovate. E non fate voi idea. Amone, vieni a pensarmi. Cammina. Minchia, si scalperano nuove. Da, potremmo acchianare. Tiene tu con te in sacchietta. Non ti fare talare troppo. Lo capisci? Ho capito. Siamo capo whisky. C'ho bisogno di un motivo per salutare l'amico. A posto. Già siamo. E tu? Va a trovare un whisky. Cesare. Cesare. Minchione. Lo sentiste che arriva oggi? Cana per America. Cosa? Whisky, è pure di qualità. Humphrey, direttamente da Empire Bay. Senza documenti, immagino. Cacetto, un carico è non un carrietto vicino al cancello principale.
potessimo squagliare una pari di bottiglie quando finiamo di travagliare. Che dici? Far sparire, dici? Ma chi si crede di essere? Non è che la posso lasciare qua. Arreposate, compà. Tanto non da volea. Eccolo. Un whisky. Ora sa buttare fuori. Mi compiaccio assai che ti è piaciuto Leone, ma veramente... No! No? Un avvenuto. Non mi pare uno che ha rifiutato un presente. Dico bene? Io sto per finire. Allora, ne andiamo. E meso che spezzolia. E ci avevo pure avuto a che pensare più ora. Grazie. Vi ringrazio, signori. Marina, Amone, whisky americano, un unico pensiero più possibile. io faccio spostare la merce e poi rimane per ogni picciole. Poi tale quando ce l'hai. Don Torrese te conosci. Ne vedremo, Leo. Amone, avevamo ancora che fare. Luca, Cesare, è stato un piacere, Enzo. Una volta tappa e pista è nata, finiamo. Grazie a Dio. Mi so passa una bottiglia. Andiamo. Stiamo in un vecchio fechero. Non basta di testa rura, ma paga puntuale come un roncio. Torniamo prima che scura. Fichera, ma abita un nepissio scaccio signore. Ci pensava la settimana in già. Sull'elenco, Diciamo sta in nato. Non abbiamo tempo di rittare. Cammino.
Signor Fichera, qualche cosa che vi preoccupa? Certo che sono preoccupato. Notte fa, i ladri si pigliarono a me pompa idraulica 99. Un sacco di piccolettate nella monnezza. E chi sto mi dispiace? Io vi paio per proteggermi e voi non fate una minchia. Io magari pensavo che Don Torrisi era un uomo d'onore e invece non è meglio di singhiasciate di criminali. Oh, ancora come pare? Zitto te. O compare per ragione. Ma che minchia dice? Signor Fichera, da che banna se ne fuori i ladri? E io che ne saggio? Se ne chiamarono nei colline. Secondo me erano picciotti di Messina. Isto può essere. Ci pensavano altri. Ma che fai? Ti fa parlare in questa maniera di tuo vecchio fuori? Fichera esce moneto, ma ci piace fare con i a parole. Se risolviamo questo problema, i cristiani ne cominciano a parlare e ne fanno un favore. Se vogliamo mandare un messaggio, ci vuole una bella fracca di lignate. Votano sulle cristianeranne, Cesare. Regante, si arroccano a canne colline lontane dalla strada. Che sempre a casa ammocciano, come i succi. Quando poi stanno si rompo stanno. Quando ero Nico io stavo qua. Lo saccio ne sono. Ma lo sai non ne minchia stai anni? Esattamente. I traccio succhiare. E poi i briganti fanno sempre le stesse cose. A pedare i miei. Babbo, come dici tu? Tale, un capanno. E il gioco si vede buono il potere di Fichera. Ma non è più sopra. Già sotto, c'è fumo. I bastardi sto ancora già. Amore! Scemonito! Ora è do campenza. Faccia presto prima che ammazzano. Corri! Dunque, più avanti. Arriviamo a ciappere. Che ti pare? Non schifi di masseria. Non c'è nudo. E o fumo? C'è qualche runo. Ci scommetto che è chi dove stiamo cercando. O ferro. A rubare ciò vecchio Fichera è come se rubassero a Don Turrisi. Non puoi essere. Quando finite va aspettare a casa di Fichera, lasciate tutto pulito. Già facessi la voce vuote? Sì, in caci hai tu. T'adde fanno io, Cesare. Sei con me, Anna. Tu non voleva muovere in antico. Tranquillo, che arriva pure Pettia. Ma se no, cotali all'accampamento. Come facciamo? Tu, pigliati chi da destra. Non faccio il pozzo. Io piglio chi da manca, ora toro fuoco. Va bene. Ha cominciato. Vedremo se ti squidda sta vita nella perriera. Andiamolo in tua! Facetelo scantare! Volete le giù!
Sì, tutto a posto. Tu? A posto. Vedremo rincia. La pompa va a essere cara, qualche banda. Minchia, hanno ai non ne è. E a chi ci sei, Beno? E che ne saccio io? Troviamo da pompa e andiamo in casa. Ecco. Il socca è un fucile serio. Ecco. Vediamo se sta a finire con una cosa più grossa della pistola. Petta madre. Di là c'è una bastetta di travagliare assai. Ma magari qualche cosa mi ha fatto pure io. Che bello pesante, È bello potente. A cosa va a essere? Ci sono pari i chiommi. Vedi? Tirare una azzezzata. Ma il suo Paolo Messina? Ma qual è? È un brigante importante. Userà mia età. Cesare, a Saban. A trovato. A Monenerecca. Rapo cancello. Minchia! Minchia, ce ne sono apri. Vediamo se chi sotto piace. Minchia, te fallo riesce. Ma quanto so? Para, puttanarame, se ero molte sia. Non se ne può fuori. Stanno passando con Rex. Confermate nel buona raccoa. Ora rammazzare. Ci tiro una granata! Mi roscare poi! Facci tenere da buttare! Può essere? Sì. A me a ripigliare. I cadaveri la ma fare spirito.
posso caricare tutto solo. Amone. E poi non ti fanno niente. Amone caricalo che ne andiamo. Prima ci sparallo. Cosa immaginava? Che sei nata a ne va così. Tu l'ammazzassi. Come me ne mo l'avessi a mettere sotto terra. Una cosa è ammazzare un cristiano. Ma zitto, hai molto non ce ne fotte niente. Ne vogliamo spicciare. Prima ne andiamo ricca e meglio è. E poi non ti fanno niente. Amone caricalo che ne andiamo. Non stai portando, non posso la chiccare. Minchia quanto pesa. Aspetta, Che minchia fai, Cesare? tenelo fermo. Aia, sto panzone in miei dei ritassa sezza, ciao. Minchia! Se può sapere che facesti, Cesare? Magari adoro. E poi ora non se ne fa più niente. Senti, certe volte ci sono situazioni che lo che mezzeo meglio che non sapero niente. Mi posso ferare? Va bene. Amone ignora. Prima che Luca pensa che hanno ammazzato. Oh! Sei stato bravo oggi. Per un'ora la perriera. Oh, casonno. Buono faciste, voi pecciotti. Enzo, fiammate. E chi se non so come rubarono? Sai, chi so ieri? O signore Vopai. Don Torriso non era sempre i suoi impegni. O signore Ciopai a Don Torresi. Mi fa piacere che sistemiamo tutto quasi. Cento lire ne aspettano. Che diceste, po? Un servizio... magari picca, eh. 100 lire è un prezzo di favore. Un grande favore. Vi ringrazio, compare Fechera. Ne vedremo mese che trasi. Mi facesse schifare a Gebbac Side.